Professore Rosolin, una regione nella quale si parla molte lingue ed è una ricchezza per questo territorio. Ma io penso che queste valli e questo pezzo della montagna siano il riassunto della ricchezza della nostra regione e il modo in cui affrontano il tema del plurilinguismo dovrebbe essere di insegnamento per tutto il territorio. Ci sono due temi fondamentali che stiamo cercando di sviscerare, sui quali mi auguro di avere risposte il prima possibile. Il primo è ovviamente la frequentazione da parte degli studenti tedeschi o sloveni delle scuole di questo territorio e la reciprocità nella possibilità della frequenza, su cui abbiamo già scritto al Ministro. E la seconda è invece un tema più importante, sul quale credo ci impegneremo già dalle prossime settimane, ed è quella di dare stabilità a una scuola trilingue su questo pezzo del nostro territorio, grazie alla collaborazione delle minoranze, ma soprattutto grazie alla richiesta di sperimentazione che faremo al MIUR. Il primo passo è stato fatto con i fondi che abbiamo dato durante la legge di stabilità. È una piccola cifra che però vorrei fosse l'inizio di un percorso di stabilità e di rafforzamento di quella che credo sia una delle importanti eccellenze della scuola del Friuli Venezia Giulia. Ho già avuto modo di visitare diverse scuole di questo territorio, da Valcanale, e anche dei laboratori proprio sviluppati in questo senso. Sono scuole di periferia, sono scuole che potevano scegliere se diventare scuole internazionali o restare delle piccolissime scuole di montagna. Hanno scelto di diventare scuole internazionali, regalando ai bambini quello che è il più grande regalo di questi anni che si può fare, ed è la conoscenza delle altre lingue. Anche un dato importante è il fatto che questi bambini, alcuni, non appartengono direttamente alle etnie, alle lingue e minoranze rappresentate in questo territorio. La maggior parte dei bambini non appartengono alle minoranze slovene e tedesca, eppure parlano perfettamente sloveno e tedesco sin dall'asilo, e questo credo sia, ripeto, il grande regalo che si può fare a dei bambini che vivono in montagna. Hanno lo sport, hanno l'internazionalità, hanno la natura da cui sono circondati, e la scuola deve essere di questa qualità e proiettata verso il futuro e l'esterno.